L'ASP di Agrigento ha accolto ieri pomeriggio gli alunni della quarta classe a indirizzo linguistico del liceo scientifico Leonardo di Agrigento presso il reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio. Qui gli studenti sono stati ricevuti dal direttore dell'unità, il dottor Giuseppe Gramaglia, da un'equipe di sanitari, psicologi e volontari e hanno avuto modo di conoscere dal di dentro le dinamiche di funzionamento del reparto stesso. Si è trattato di un'occasione formativa di rilievo nel corso nella quale i sanitari, recependo le esigenze della scolaresca, si sono confrontati attivamente con gli studenti in una logica di integrazione umana professionale, secondo quanto previsto dalle attività di alternanza scuola-lavoro. Spero che questa visita per loro sia proficua, nel senso che possa stimolare qualcuno anche ad avere una conoscenza del settore e quindi avere anche un amore verso il lavoro che io faccio ormai da tanti anni. Una esperienza di collaborazione tra scuola e ospedale sicuramente proficua. Ecco, voi offrite tanti servizi, facciamo una breve panoramica di ciò che è il suo reparto, che potremmo anche definire un reparto di eccellenza. Io dico, eccellenza forse è una parola grossa, sicuramente è un reparto che vede nel bambino una risorsa che deve essere protetta il più possibile. I miei servizi sono sia per l'urgenza, e quindi facciamo i ricoveri, ma facciamo anche l'osservazione breve che nel territorio ha trovato molta compiacenza da parte dei genitori, ma poi facciamo diversi ambulatori, tra cui gli ambulatori di allergologia. Ne facciamo due con la dottoressa Graffagnino, Antonella, che avremo modo di vedere, e il dottore Belluzzo, l'ambulatorio di obesità e diabete con la dottoressa Claudia Albino e la dottoressa Piera Buscarino, le vaccinazioni protette con la dottoressa Casà, il test del sudore con la dottoressa Stillaci, oltre alle visite ambulatoriali pediatriche e specialistiche che sono predittive per il day service. Abbiamo visto anche che c'è un'equipe di psicologi al suo aiuto. Questo devo ringraziare la direzione sanitaria che è riuscita a mettere a profitto questa direzione sanitaria, il direttore generale in maniera particolare il dottore Ficarra e il direttore amministrativo il dottore Lompardo e il professore Lobocco, che insieme alla formazione, insieme al responsabile aziendale dei fondi PONNI siamo riusciti a utilizzare questi fondi e siamo riusciti ad essere in grado di assumere due psicologi che ci danno una grossissima mano d'aiuto con il reparto, ma soprattutto nella prevenzione e nella protezione dei bambini che sono affetti da diabete e da obesità.